delle panchine che si combatte il degrado, ne è convinto più di qualcuno che non la pensa come i cittadini che invece si sono detti soddisfatti. Continuano i controlli interforze in città contro il degrado a Mestre, con spaccio e delinquenza tanti di agenti e militari anche a piedi, come spiega il comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia. Nelle ultime settimane si è registrata un'escalation di furti e rapine nelle abitazioni. L'appello dell'Arma: non reagite, sono persone senza scrupoli. Stanziati oltre 4 milioni di euro per il restauro della campanile di Portogruaro, in attesa del cantiere. In caso di necessità pronto un nuovo piano di evacuazione. Un vertice in regione sulle problematiche occupazionali legate all'emergenza granchio blu. Bisogna evitare, dicono gli assessori Corazzari e Donazzan, perdite di competenze e disagio sociale. Nuovo presidio all'Università Ca' Foscari dopo l'occupazione di giovedì scorso. Gli studenti si dicono pronti a farsi sentire al prossimo senato accademico. Basket, un'incredibile rimonta al Palasport Tagliercio, coronata nel finale di partita, consegna all'Umana Reyer la seconda vittoria in Eurocup. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. I temi della sicurezza in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Il caso è quello delle panchine rimosse a Mestre, dove il dibattito è più che mai acceso, come ci racconta Ilaria Marchiori. Questo è quello che rimane dopo la rimozione delle panchine da parte dell'amministrazione qui in Corso del Popolo. Molti residenti che si dicono soddisfatti, ma altrettanti invece non sono d'accordo con questa decisione. Proprio ieri ai nostri microfoni un commerciante soddisfatto dell'operazione aveva commentato così. Magari manca la panchina e qualche persona anziana magari ne aveva bisogno. La persona anziana ha il badante o la badante e ha la sua carrozzina. Ma non tutti gli anziani hanno la carrozzina e il badante, sono anche persone che fanno fatica a camminare, che si stancano, anche allora gente devono giovane. restare a casa allora, se si stancano. C'è chi invece pensa che questa soluzione possa essere tutt'altro che efficace. Non è pensabile che chi ha più difficoltà, chi è più anziano, chi è malato, venga lasciato solo, venga lasciato indietro e la soluzione sia se ne resti a casa propria, anche perché non è creando il deserto nelle città che eliminiamo le problematiche di degrado e di sicurezza, anche perché piani orizzontali ce ne sono rimasti i residui della panchina, sono rimaste le aiuole, sono rimasti i marciapiedi. Cosa vogliamo fare? Vogliamo radere tutto al suolo così le persone sono obbligate a stare in piedi? Non credo che sia questo il modo giusto di affrontare. Ma questo, secondo quanto riferito dall'assessore comunale ai lavori pubblici Zaccariotto, sarebbe un intervento di decoro urbano più che di lotta al degrado. Le panchine, ha detto, erano marce pericolose alla seduta. L'appello all'amministrazione è dunque questo. Le persone che hanno problemi di etilismo, le persone senza tetto non si mettono a dormire sulle panchine, si mettono a dormire sotto i portici, davanti ai portoni dei palazzi, e più di qualche volta io e i miei colleghi, altre persone che conoscono, abbiamo chiesto l'intervento delle ambulanze, della polizia locale, quindi dovremo pensare a come evitare che queste persone siano costrette a dormire sotto i portici, piuttosto che a pensare come evitare che queste persone in situazioni di difficoltà siano costrette poi a posizionarsi su una panchina o a distendervi sopra. E contro il degrado in città a Mestre continueranno anche nei prossimi giorni i controlli interforze. Sono attività che si fondano anche molto sull'ascolto, perché sono attività che vengono svolte sul terreno. I carabinieri sono presenti ormai da mesi con pattuglie che soprattutto vanno a piedi. E il comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia, generale di brigata Nicola Conforti, a spiegare come avviene di fatto la strategia anticriminalità del controllo interforze, denominata Alto Impatto, attività con cui da tempo il territorio è monitorato dalle forze dell'ordine che pattugliano e seguono con attenzione per la sicurezza dei cittadini le aree cosiddette a rischio della città.
con il degrado che ora non è più soltanto lungo via Piave, con la parallela via Cappuccina, si è spostato anche lungo Corso del Popolo come anello di congiunzione con le centralissime piazza Barche e le vie attorno ad essa, dove proseguono e sono previsti nuovi controlli di agenti e militari anche a piedi, spiega. C'è bisogno del carabiniere che va a piedi, sia perché a piedi si può vedere di più, sia perché a piedi si può essere più facilmente, diciamo, fermati dai cittadini che possono ovviamente riversarci quell'insieme di informazioni e notizie importanti. Il plauso del generale Conforti ai cittadini che si affidano alle forze dell'ordine, segnalando e denunciando episodi criminosi e persone sospette. Fiducia che necessita di un lavoro lento, un lavoro appunto di ascolto, capacità di ascolto e ovviamente di feedback positivi, e fiducia che va mantenuta ogni giorno. Ma questo è un periodo delicato, delicatissimo anche per i furti in casa. Sempre dall'Arma arriva un appello forte e chiaro ai cittadini, quello di non reagire. Nelle ultime settimane si è registrato un'escalation di furti e rapine nelle abitazioni, malviventi senza scrupoli che fanno irruzione nelle case soprattutto nel tardo pomeriggio e nella sera, anche con i proprietari all'interno. Quello che mi sento da dire intanto è esprimere la vicinanza a chi ha avuto questi episodi, insomma, che è chiaro creano in ognuno di noi profondo rammarico, perché vorremmo che tutto ciò non si verificasse mai in nessuna circostanza. L'altro aspetto è certamente quello di non reagire, ma è un compito che è devoluto a noi, ma di cercare laddove possibile di veicolare nella maniera più tempestiva possibile l'informazione alle forze dell'ordine, e poi un compito nostro assicurargli la giustizia. È questo il periodo più difficile, più delicato su questo fronte. L'Arma dei Carabinieri ha infatti potenziato i controlli ed i risultati non sono mancati. Solo qualche giorno fa sono stati arrestati 3 topi d'appartamento dopo un colpo messo a segno a Casale. Nei mesi dal 29 ottobre fino al 31 dicembre abbiamo disposto una significativa intensificazione dei servizi nell'orario tardo pomeridiano, proprio nel tentativo di realizzare uno strumento di prevenzione che possa contenere la pervasività di questo odioso fenomeno criminale. Non c'è una zona maggiormente a rischio, i ladri si spostano di comune in comune, bande specializzate in questi crimini che agiscono magari puntando alcune zone rispetto ad altre, ma l'intero territorio è interessato al fenomeno. L'appello del comandante Ribaudo. Colgo l'occasione per rinnovare l'appello che facciamo in maniera diffusa, che è quello di veicolare sull'utenza 112 o comunque sull'utenza di pronta emergenza delle forze di polizia qualsiasi comunicazione che possa risultare utile. Abbiamo sistemi, strumenti, capacità per analizzare al meglio ogni notizia che ci viene fornita e quindi per poter poi orientare al meglio la nostra attività, la nostra manovra di controllo del territorio e anche quella repressiva. Sempre per la cronaca andiamo nel Veneto orientale, scontro tra mezzi pesanti sulla Iesolana stamane poco prima delle 7 lungo la strada provinciale a San Giorgio di Livenza. Uno dei 2 mezzi, un camion, è finito contro un albero. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco giunti da San Donà di Piave, che hanno estratto l'uomo rimasto bloccato nella cabina del mezzo e poi trasferito all'ospedale. Assistito dai sanitari e portato in pronto soccorso anche l'autista del furgone. Voltiamo pagina dalla cronaca all'attualità. Sono stati stanziati oltre 4 milioni di euro per il restauro e il consolidamento del campanile di Portogruaro, che sta facendo parlare molto di sé in questi giorni. Il campanile del Duomo di Portogruaro pende sempre di più. Non è una novità. La torre campanaria, monitorata da 20 anni dall'Università di Trento, si muove di circa 2 mm all'anno. Ma la situazione è sotto controllo. Stiamo facendo una serie di riunioni proprio per accelerare i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza da parte della sovrintendenza. Dal 2019 al 2021 era stato avviato un progetto pilota di irrigidimento della muratura alla base del campanile, con un effettivo rallentamento dello schiacciamento delle pareti alla base della torre, che ora è invece ripreso. Ecco perché il Ministero per i Beni e le Attività Culturali vuole avviare un nuovo progetto di messa in sicurezza. Il Ministero dei Beni Culturali ha stanziato una somma di 4.200.000 euro
per la ristrutturazione e per la messa in sicurezza del campanile. Le opere sono a carico della Sovrintendenza di Venezia. Dopo l'incontro di luglio, il commissario Lita ha convocato un nuovo vertice per il prossimo 24 novembre assieme ai Vigili del Fuoco, la Soprintendenza Belle Arti, la Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale dell'Università di Trento per parlare del progetto di restauro, consolidamento delle fondamenta e riduzione del rischio sismico della struttura. Rinnovato inoltre il piano di evacuazione in caso di necessità che riguarda le abitazioni a ridosso del campanile. Stiamo parlando di circa 80 persone e quelli che sono gli edifici adibiti a esercizi commerciali piuttosto che pubblici esercizi, e in più è stato ampliato il raggio interessato appunto da un'eventuale evacuazione, prevedendo rispetto agli originali 62 metri ulteriori 10 metri per i mezzi di soccorso. Torniamo a Venezia, parliamo di sanità. La situazione a Venezia è critica come nel resto del Veneto perché manca tantissimo personale nelle funzioni locali, nei comuni e anche in sanità. Chiediamo risorse subito per fare le assunzioni perché mancano infermieri, OS, medici, altre figure sanitarie nelle ULS 3 e ULS 4, ma anche in tutti i comuni, a partire dal comune di Venezia, gli altri comuni del Veneto orientale, i comuni della Riviera Milanese, mancano tantissime figure professionali in questi enti e mancano risorse anche per mandare avanti le strutture. Più risorse e più assunzioni subito per fermare il collasso dei servizi pubblici a partire dalla sanità a Venezia come nel resto del Veneto. Tra i manifestanti che per questo motivo hanno depositato 20.000 firme in regione si incrociano storie che, pur arrivando da luoghi diversi, denunciano sempre la stessa situazione. Noi abbiamo una situazione molto critica per il blocco delle assunzioni sia in ULS 6 che in azienda ospedaliera di Padova. In verità lo chiamano deferimento delle assunzioni, è stato superato il tetto di spesa e quindi non si assume più nessuno. Quello che si compone durante la manifestazione a Venezia è il drammatico quadro di un paese che non riesce più a garantire i servizi ai cittadini, in cui sempre meno lavoratori devono supplire alle carenze di personale. In casa di riposo oggi rispetto a anni fa la situazione è molto peggiorata. Purtroppo non c'è personale, quindi lavori in sottonumero. Arrivano malattie, complicità anche lavorative, problematiche proprio per le alzate degli ospiti e tutto quello che succede ormai in queste strutture. Il paziente deve essere visitato e la necessità di apprendere cos'ha questo paziente. Non abbiamo, siamo sempre di fretta, manca il personale, veniamo aggrediti dai familiari perché le cose si allungano, ma non si allungano per noi, ci mancano i tecnici del laboratorio, ci mancano gli infermieri. Da un'emergenza all'altra, quella del granchio blu. La situazione è sempre di grande criticità per gli operatori della pesca, sono compromesse le produzioni per i grandi consorzi per l'anno prossimo in quanto questo granchio ha depredato completamente la risorsa. Il governo si è già mosso, prima con un decreto per 2,9 milioni di risorse, proprio stamattina abbiamo fatto una CPA che ha dato l'ok anche per un ulteriore decreto di stanziamento di 10 milioni di euro. Gli assessori regionali Donazzan e Corazzari hanno incontrato gli addetti ai lavori del Polesine per fare il punto sulle criticità legate al granchio blu, al comparto pesca e all'ecosistema. Problema che affligge anche il veneziano. Un comparto strategico per il Veneto da salvaguardare anche attraverso la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza, al fine di permettere l'attivazione di ammortizzatori sociali per i lavoratori dei 14 consorzi veneti. Abbiamo un mondo fatto di migliaia di operatori che si troverebbe senza lavoro, è una cosa che non possiamo accettare. La carenza del prodotto inoltre può incentivare l'abusivismo. Il tema della pesca abusiva rappresenta una problematica non di oggi, gravissima, perché non solo va a discapito dei pescatori onesti, ma soprattutto mette sul mercato un prodotto che non è certificato, non è sicuro da un punto di vista salutistico alimentare e mette a repentaglio la salute dei consumatori. Ragione per cui noi collaboriamo sempre con la massima forza con tutti gli operatori della sicurezza per contrastare i fenomeni. È scongiurata tuttavia l'assenza di vongole per il prossimo Natale. Invito sempre a cercare il prodotto, le vongole ci sono, è chiaro che il problema è particolarmente forte e sarà forte anche per l'anno prossimo perché non è stato possibile effettuare la semina.
Dopo l'occupazione della scorsa settimana, il collettivo universitario ha lanciato un presidio di solidarietà al popolo palestinese sotto al rettorato di Ca' Foscari. Vogliamo continuare a portare la nostra voce, la nostra rabbia per quello che sta accadendo in Palestina, hanno detto. A fine presidio è stata appesa una bandiera della Palestina proprio sul balcone del rettorato. Per noi adesso la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta, ritorniamo in regione per parlare di fossili. Un territorio unico nel suo genere che è proprio in forza di queste caratteristiche di unicità è protagonista di questa candidatura a Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO che noi fortemente sosteniamo. Sappiamo come sia un percorso lungo e complesso, ma penso che in questo caso specifico ci siano tutte le caratteristiche per ottenere questo riconoscimento. Con il primato di oltre 290 specie catalogate, la Regione ha annunciato il lavoro di promozione e tutela per i fossili di Bolca e la cava della Pesciara nel Veronese, candidandola al sito UNESCO, il 10° per la Regione. L'annuncio è stata anche l'occasione per parlare della scoperta di una nuova specie fossile durante gli scavi nella zona di Montepostale, una specie mai rinvenuta prima a livello mondiale. Un pesciolino che viveva lungo le acque costiere e all'interno delle lagune, poteva similmente al parente attuale vivere sugli estuari e risalire anche per un certo tratto il fiume, quindi di acqua salata e salmastra. Risalenti a 50 milioni di anni fa e che finirà nei libri con un nome particolare. Una volta finito di studiare il pesce ci si pone il problema di come chiamarlo e quindi il collega dell'Accademia delle Scienze di Mosca mi ha detto: Roberto, come lo chiamiamo? E mi è venuto in mente in onore a Luca Zaia e lui mi fa: sei sicuro? E chi è Luca Zaia? Perché ovviamente è il presidente del Veneto. Sei sicuro? Certo, dico. Quindi Zaia ictis postalensis. Una sorpresa per il governatore. Forse è uno dei pochissimi riconoscimenti che ho avuto, sulle Olimpiadi non ne ho avuti. Mi assomiglia nella tenacia, è resistito dopo 50.000 anni. Lo sport, il basket, andiamo al Tagliercio. La seconda vittoria in Eurocup dell'Umana Reyer arriva con un'incredibile rimonta ai danni della squadra slovena del Lubiana, avanti fino a +13 e poi +11 a 6 minuti e 30 secondi dalla fine. Nonostante i rimaneggiamenti degli Orogranata per infortuni e influenze, il cuore ha spinto i veneziani con il vice coach Molin, trascinati da 6 giocatori in doppia cifra e con tutti i 9 scesi in campo a segno. Ben 21 i punti per Brown Junior. Domenica 12 si torna in campo per il match di campionato contro Brindisi, mentre il prossimo appuntamento con l'Europa sarà mercoledì 15 sul campo del Wolves Vilnius. Anche Venezia tra i 12 mesi del calendario 2024 dei Carabinieri, presentato oggi al comando della Compagnia di Mestre di via Miranese. Lo storico calendario è dedicato al tema I Carabinieri e le comunità, in particolare alla figura del carabiniere come punto di riferimento per la cittadinanza. Ogni mese racconta le gesta dei militari, dalle più eroiche a quelle appartenenti alla vita di tutti i giorni. Una tiratura, pensate, di 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in 8 lingue. È tutto per questa edizione da Venezia, vi lascio alle previsioni del tempo, buona serata. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Benvenuti al meteo di Antenna 3. Previsioni per giovedì 9 novembre. Sul Veneto nuvolosità in aumento da ovest nella prima parte della giornata. Nella notte nebbie diffuse, in particolare tra Verona e Vicenza, a banchi sul resto della pianura. Il cielo dal pomeriggio sarà coperto nell'intera regione, aumentando in serata la probabilità di precipitazioni, assenti invece in mattinata. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime tra 11 e 12 gradi. In Friuli Venezia Giulia domani al mattino cielo poco nuvoloso o velato con nuvolosità più consistente in montagna. Dal pomeriggio cielo coperto con possibilità di precipitazioni in serata, generalmente deboli o moderate. Vento da sud. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, massime tra 13 e 16 gradi.
In Trentino Alto Adige nuvolosità irregolare in progressivo aumento nel corso della giornata, con precipitazioni deboli o moderate previste al pomeriggio, sera e nella notte. Nevose oltre i 1300-1500 metri circa. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime tra 10 e 11 gradi. È tutto dal meteo di Antenna 3. Arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.